Buongiorno e bentornati, oggi siamo a Monte Lisser sulla aspettabile reggenza dell'altopiano dei 7 comuni. Siamo a 1633 metri sul livello del mare. Questa fortificazione rappresenta una delle più belle e meglio conservate fortificazioni delle montagne venete e trentine ed è stato appunto un baluardo del confine di Stato. È stato costruito appunto nei primi del Novecento del secolo scorso e rappresenta appunto un luogo molto conservato, visibile in determinate giornate ed è veramente un gioiello di fortificazione, quindi è sicuramente un motivo molto valido, oltre per l'aspetto paesaggistico, salire qui al Monte Lisser per godere di questo forte e poi appunto perché qui da questo punto panoramico possiamo appunto godere di panorami appunto che spaziano. Vedete qui da fronte abbiamo poi la piana di Marcesina, abbiamo l'Ortigara e Cima 12, lì in fondo vediamo la catena del Lago Rai, Cima d'Asta, e qui davanti abbiamo appunto anche in fondo il Coppolo. Possiamo vedere le Palle di San Martino sempre sullo sfondo, le vette feltrine col meraviglioso pavione, le sinuose curve che svettano sopra il feltrino, e possiamo notare anche in fondo l'Alpago. Qui abbiamo riusciamo a vedere anche il Monte Cesen sopra Val Dobbiadene e tutte appunto le cime del massiccio del Grappa. Cima Grappa è questa qua davanti. Oggi siamo in compagnia di Arianna, Simone, Anna Manetta, Anna Maria, Andrea da Treviso come me, grandissimo. E qui insomma vedo gente che viene su con le giasse, ma c'è una strada molto semplice e facile, potete venire su a piedi. Noi siamo saliti dal centro di Enego per il sentiero 868 e poi abbiamo preso la deviazione 865, è tracciata e battuta, quindi è intuibile, ma che vada anche su per la linea di massima pendenza.